Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Omicidio plateale a Palermo, freddato a colpi di pistola il dipendente di una farmacia. Aveva appena lasciato le figlie a scuola. Una lite tra vicini di casa finisce a colpi di coltello a Carini, 2 feriti tra cui un ventenne, la denuncia della madre. Ho visto mio figlio coperto di sangue. Mio marito è stato strangolato, i motivi per cui la famiglia di Angelo Onorato, l'imprenditore trovato morto a Palermo, continua a non credere al suicidio. Entrava a volto scoperto fingendosi un cliente, poi minacciava il cassiere e prelevava i soldi. La polizia di Catania ha arrestato un rapinatore seriale di supermercati. Si torna tra i banchi, oggi inizia la scuola per gli studenti siciliani chiamati a non utilizzare i cellulari. Il Codacons denuncia le cattive condizioni degli edifici. Oggi si ricorda il martirio del beato padre Pino Puglisi. Quest'anno la figura del sacerdote ucciso dalla mafia sarà studiata in classe. Calcio, vittoria pesante per il Palermo che ha battuto fuori casa il Sud Tirol per 2-0. Decisiva la doppietta del finlandese Pojampalo. Calcio ancora, partita da dimenticare del Catania, battuto nettamente a Cosenza. Dopo le 3 vittorie la sconfitta rappresenta un ritorno con i piedi per terra. Un uomo di 39 anni, dipendente di una farmacia, è stato ucciso a colpi di pistola nei pressi di Piazza Principe di Camporeale. Alla base dell'omicidio forse una lite tra i due. Marco Gullà. Plateale, in pieno giorno. È stato ucciso così Stefano Gaio, 39 anni, magazziniere di una farmacia a Palermo in via Oberdan ad incrocio con Piazza Principe di Camporeale. Un omicidio che si è consumato alle 9 di mattina, quando l'uomo, dopo aver lasciato le figlie a scuola, stava andando a lavorare in questa farmacia. L'assassino, atteso che Gaio arrivasse nel luogo di lavoro, gli ha sparato più colpi di pistola che non gli hanno lasciato scampo. Gli investigatori della squadra mobile stanno cercando di ricostruire la dinamica di quello che ha tutti i presupposti per essere considerato un agguato. Sembrerebbe che il 39enne nei giorni scorsi avesse avuto uno screzio con qualcuno. Nella zona dell'omicidio vi sono alcune telecamere che potrebbero aver inquadrato il killer. Gli inquirenti al momento escludono che si sia trattato di una rapina. C'è incredulità nel quartiere per quanto successo proprio al fianco di un asilo nido. Una persona calma, tranquilla, sono sempre sorridente. Un grande lavoratore. Ha sentito i colpi di pistola, si è affacciata, ha visto qualcosa? No, mi stavo fumando come adesso una sigaretta, ho sentito questi 3 colpi, ma non pensavo fossero spari, pensavo che giochi d'artificio o quella Vespa là che mettendola in moto scattava questi botti, non l'ho capito. Io ho sentito i spari e sono uscita dal negozio e ho visto a lui per terra. Poi ho visto che l'ambulanza ha ritardato 20 minuti, ma era vivo lui, ancora respirava. La vediamo abbastanza provata, lei lo conosceva? Sì. Sì, è una vita che lavora qua questo ragazzo, un bravissimo ragazzo, tutto per la famiglia e per il lavoro. Un elicottero sorvola la zona, si cerca di arrivare al killer e soprattutto capire perché ha ucciso Stefano Gaio. E una lite tra vicini di casa è finita a coltellate a Carini, 2 feriti tra cui un ventenne. La denuncia della madre: ho visto mio figlio coperto di sangue. Luca Ciliberti. È una vicenda dai contorni ancora poco chiari, ma con un epilogo da incubo. Un giovane di 20 anni colpito con 2 coltellate al petto e una al braccio, il padre pestato brutalmente e la madre terrorizzata che ha assistito inerme alla scena. È accaduto tutto a Carini, nel Palermitano, intorno a mezzogiorno di domenica. Una lite tra vicini, secondo le prime ricostruzioni, degenerata per futili motivi e che stava quasi per trasformarsi in tragedia. A raccontarla è stata la madre della vittima, Mary Giammona, giornalista di Teleiato, che con un post su Facebook adesso vuole giustizia. Ho visto il sangue che copriva il corpo di mio figlio, ma nessuno è stato trattenuto per tentato omicidio, scrive. La donna avrebbe chiesto ai vicini, che avevano affittato una villetta limitrofa e che avevano organizzato una festa, di spostare dal muro perimetrale una delle casse acustiche dell'impianto che trasmetteva musica ad alto volume.
In un attimo gli animi si sono scaldati, sono volate parole grosse contro la donna che hanno costretto il marito, preoccupato, ad intervenire. Da lì in poi la situazione è degenerata all'inverosimile. L'uomo è stato accerchiato e preso a calci e pugni dal branco. Il figlio di 20 anni, nel tentativo di aiutare il padre, si è messo in mezzo mentre un altro uomo ha tentato di farsi giustizia con un coltello. Secondo quanto riportato dalla donna, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Partinico, dove i medici hanno fortunatamente accertato che il coltello non ha colpito gli organi vitali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della sezione radiomobile di Carini. L'autore dell'aggressione, probabilmente sotto effetto di alcol, è stato denunciato a piede libero, ma le indagini proseguono per ricostruire minuziosamente la dinamica dei fatti. Incredulità e indignazione da parte della comunità di Carini che si è stretta attorno alla famiglia brutalmente aggredita. E torniamo ad occuparci della morte dell'imprenditore palermitano Angelo Onorato. Nonostante la richiesta di archiviazione, la famiglia insiste, è stato strangolato. Sentiamo Maglio Viola. Si opporrà alla richiesta di archiviazione e contesta l'ipotesi del suicidio la famiglia di Angelo Onorato, l'imprenditore trovato cadavere nella sua auto il 25 maggio del 2024 a Palermo con una fascetta di plastica stretta intorno al collo. Per Francesca Donato, ex europarlamentare della Lega, oggi vicepresidente della DC, ci sarebbero numerosi elementi nell'inchiesta da approfondire che farebbero pensare in tutto e per tutto a un omicidio. La Donato consegna a Repubblica le sue riflessioni dopo aver letto le circa 2000 pagine dell'indagine. Non ci sono impronte sulla fascetta, dice la Donato. Come avrebbe fatto Angelo a stringersela intorno al collo senza lasciare tracce? Nell'auto poi ci sono diverse altre impronte, ma nessuna è stata utile per un confronto, ma questo lascia pensare ci fossero altre persone. Una ipotesi, secondo la Donato, confermata anche dal GPS dell'auto che segnala alle 11.07 una porta aperta. Per la famiglia c'era un uomo sul sedile posteriore che portava i guanti e ha strangolato Angelo per poi scappare dallo sportello posteriore. Quanto al movente, la Donato ha un'idea precisa: c'erano pretese alle quali Angelo non voleva dare seguito e nell'ultimo periodo ha spesso raccontato di essere seguito da 2 uomini in motocicletta. Lo avrebbe detto a un testimone, ma anche alla moglie, alla quale aveva raccontato di temere per la sua vita. Il giallo insomma c'è ancora e la famiglia vuole che si continui a indagare. Io e mia figlia abbiamo diritto a conoscere la verità, conclude Francesca Donato. A Catania è stato arrestato un rapinatore che prendeva di mira supermercati ed altri esercizi commerciali. È stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. Emanuela Corsi. Il metodo era sempre lo stesso. Entrava a volto scoperto negli esercizi commerciali, fingendosi un cliente qualunque, ma una volta arrivata alla cassa con un'arma da taglio minacciava il malcapitato dipendente di turno e prelevava l'incasso. La polizia di Catania ha arrestato un rapinatore seriale di 38 anni. Le indagini hanno preso il via dopo un colpo commesso la sera del 10 gennaio, ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. Un analogo episodio si è verificato il giorno successivo, sempre alla stessa ora, quando il rapinatore in un altro esercizio commerciale ha minacciato con un taglierino il dipendente per farsi aprire la cassa, impossessandosi del denaro contante custodito all'interno. Anche la mattina del 12 gennaio l'uomo ha fatto ingresso all'interno di un supermercato, intimando al cassiere di consegnare il denaro contenuto nella cassa. Tutti gli episodi sono stati ripresi dalle telecamere. In questo caso però, come si vede, il commesso è riuscito a mettere in fuga il malvivente che a piedi si è allontanato. Le indagini della squadra mobile hanno permesso di incastrare l'uomo per tutte queste rapine. Il responsabile è stato arrestato e rinchiuso in carcere. Fucile, 2 mitragliatrici e munizioni da guerra è l'arsenale che 3 giovani avevano nascosto in un casolare disabitato nelle campagne di Noto nel Siracusano. È stata proprio la loro presenza sul posto a insospettire i poliziotti che hanno deciso di controllare trovando le armi. Non è ancora chiaro se, quando o dove queste armi siano state già utilizzate. Di certo c'è che i 3 ragazzi fra i 18 e i 21 anni sono finiti in carcere. Si torna tra i banchi da trascorrere quest'anno, ci saranno ben 206 giorni con vecchi problemi e nuove regole. Sentiamo Desiree Ferlito. La sveglia al mattino presto, l'outfit preparato la sera prima, lo zaino, la merenda. E così da oggi si ricomincia. È suonato ufficialmente stamattina la prima campanella per la scuola siciliana, in linea con quanto indicato dal calendario regionale. La conclusione delle attività didattiche è prevista invece per il 9 giugno. Secondo il calendario siciliano saranno 206 i giorni da trascorrere tra i banchi, 205 qualora la festività del santo patrono della località in cui ha sede l'istituto cada durante il periodo
periodo di attività didattica. Occhi puntati sui vecchi problemi. Il Codacons accende i riflettori sulle condizioni dell'edilizia scolastica in Sicilia, definita gravissima per crolli, degrado, mancanza di certificazione di sicurezza e strutture ormai vetuste. Secondo i dati diffusi dall'associazione, su 3.138 scuole dell'isola, solo 139, pari al 4,4%, risultano pienamente in regola con tutte le certificazioni previste. Tra le novità, il divieto di utilizzo dei cellulari a scuola. Da oggi gli istituti si interrogano su come gestire questa nuova regola stabilita dal Ministero. Saranno sanzionati con una nota disciplinare e in caso di reiterazione alla nota disciplinare seguirà anche un provvedimento di sospensione dall'attività didattica. Sulla custodia degli smartphone durante le ore scolastiche, gli istituti rimandano la responsabilità agli stessi studenti. Non abbiamo armadietti, quindi perché per non gravare molto sul docente la responsabilità. Non devono tenerli a vista. Ma oggi è anche il giorno in cui si ricorda il martirio del beato padre Pino Puglisi. Quest'anno la figura del sacerdote ucciso dalla mafia sarà studiata in classe. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Il miglior modo per commemorarlo è parlare di lui nelle scuole. Padre Pino Puglisi, il sacerdote di Brancaccio ucciso 32 anni fa dalla mafia, voleva che tutti i giovani del quartiere studiassero. Toglierli dalla strada era il suo impegno quotidiano. E Palermo lo ricorda con tante iniziative, ma quest'anno, in coincidenza dell'avvio ufficiale delle elezioni, la figura del sacerdote proclamato beato nel 2013 sarà oggetto di studio nelle aule scolastiche. Per onorarne l'impegno civile e trasmettere alle nuove generazioni l'eredità morale che ci ha lasciato, ha scritto nella circolare inviata a tutti gli istituti l'assessore Mimmo Turano. L'iniziativa su suggerimento del presidente del Centro Padre Nostro, fondato da padre Puglisi. Forse è la prima volta nella storia che si ricorda Puglisi contemporaneamente in tutte le scuole della Sicilia e che quindi ci saranno migliaia e migliaia e migliaia di studenti che avranno modo di riflettere su questa grande figura. Padre Puglisi dialogava con tutti, con i ragazzi, con le istituzioni, spronandole a fare la loro parte e anche con i mafiosi. Voleva convertirli. Il suo sogno era un asilo nido a Brancaccio. I fondi per realizzarlo ci sono, ma il quartiere ancora aspetta. Poteva essere iniziato già a dicembre dello scorso anno, il Consiglio Comunale non l'ha approvato e oggi stanno lavorando per cercare di approvare finalmente questa delibera delle opere pubbliche triennale dove è inserito l'asilo nido. Padre Puglisi puntava sul cambio di mentalità e cultura. I bambini, diceva, devono capire che non c'è solo odio e violenza. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con altre notizie. Fra l'altro c'è un altro anniversario che riguarda Giuseppe Fava, il giornalista ucciso a Catania dalla mafia. A tra poco. Apre oggi al pubblico la mostra La cultura e il diavolo, dedicata alle opere di Giuseppe Fava, il giornalista ucciso dalla mafia, che ha raccontato la società anche attraverso pennelli e matite. Roberta Lunghi. Perché un uomo è quello che è e trovare una giustificazione, sperare la speranza di poter redimere. Sono le due eredità di Giuseppe Fava, parola di chi ha conservato l'archivio storico della sua produzione, che racconta di un uomo capace di esprimersi in tutti i modi possibili. La scrittura, poi la pittura, il disegno, le incisioni. Nel centenario della nascita di Giuseppe Fava, nella Galleria d'Arte Moderna in via Castellursino a Catania, fino al 6 gennaio si potrà visitare La cultura e il diavolo, l'arte di Giuseppe Fava tra impegno civile, politico e intellettuale, promossa dalla Fondazione Giuseppe Fava e dalla famiglia del giornalista ucciso dalla mafia, in collaborazione con il Comune di Catania e il patrocinio dell'Accademia di Belle Arti. Che cosa viene fuori di Giuseppe Fava che non conoscevamo? Viene fuori la figura dell'uomo vicino alla gente. In quella città raccontata attraverso figure tipiche, occhi dolci, profondi ma anche inquietanti, sì, perché proprio in quella parete campeggia il disegno del killer, non in giacca di velluto, ma quasi prefigurazione della tipologia di chi lo avrebbe poi ucciso.
chi è il killer? Chi può essere chiunque all'interno della società, anche il ragazzo che sull'autobus ci cammina accanto. In un incedere scandito dai tempi della tragedia, il percorso pittorico si snoda avvincente e ricco di riferimenti culturali, ma anche denso di quel modo di Fava di guardare a se stesso, in una serie di autoritratti dove spicca quello in versione romantica. Il rapporto di Fava con la moglie, nonostante fosse sicuramente scapestrato come marito, però a questa moglie è rimasto fedele sempre. Questa sera nella corte della GAM alle 21 in anteprima nazionale verrà proiettato con ingresso gratuito il documentario L'ultima fila, storia di Pippo Fava. 4 giorni di cinema, incontri e proiezioni sotto le stelle. A Marina di Ragusa si è svolto il Costa Iblea Film Festival. Sentiamo Veronica Barbarino. Il Costa Iblea Film Festival ha portato il cinema e il suo dietro le quinte a Marina di Ragusa. Anche quest'anno masterclass con registi e attori, premi alla carriera, proiezioni fronte mare e tra le novità una mostra su Pierpaolo Pasolini. A 50 anni dalla scomparsa gli è stato dedicato un percorso immersivo tra manifesti originali e immagini in movimento. Tra gli ospiti il regista Gianni Amelio, che nella provincia ragusana ha ambientato 2 dei suoi celebri film, Il ladro di bambini e L'America. Un paesaggio senza le persone non è bello, cioè è da vedere come si vede una cartolina, ma quando si è presenti a Ragusa, a Marina di Ragusa, in ogni posto della Sicilia o del mondo, le persone sono l'elemento più importante e se non ci sono le anime non funziona. A lui il premio Carrubo d'Oro Maestri del Cinema, riconoscimento alla carriera anche all'attore Enrico Loverso, che ha dialogato con il pubblico sul mestiere difficile dell'attore, suggerendo anche come diventarlo al meglio. Far crescere se stessi guardando gli altri, guardando fuori, guardando l'esterno, imparando tutto quello che c'è fuori e portarlo dentro di noi. Premiato Pasquale Spadola, location manager di produzioni di successo come Il commissario Montalbano. E ancora, tra i protagonisti del festival, i registi Giampaolo Cugno e Francesco Costabile. Tra mare e stelle, condivisione e bellezza collettiva, il cinema ha raccontato al pubblico non solo storie, ma si è fatto specchio della società e delle sue trasformazioni. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva perché c'è la vittoria pesante del Palermo e la batosta subita dal Catania tra poco. Ed eccoci alla pagina sportiva, al calcio, vittoria pesante per il Palermo che ha battuto fuori casa il Südtirol per 2-0, decisiva la doppietta del finlandese Pohjanpalo. Sentiamo Marco Gullà. Solido, compatto, ma soprattutto vincente. Il Palermo sbanca il Druso di Bolzano 2-0 al Südtirol con doppietta di Pohjanpalo e 3 punti decisamente pesanti nel bagagliaio. Non era affatto facile, anche perché il Südtirol di Castori è squadra insidiosa e che in casa lascerà pochi spazi agli avversari. Il Palermo di Inzaghi ha comunque avuto per gran parte del match il filo del comando, grazie anche alla rete a freddo che ha colpito gli avversari. Pohjanpalo ha infatti gonfiato la rete dopo nemmeno 2 minuti con questo colpo di testa dopo la spizzata di Leduaron. Con Brunori e Palumbo in panchina, Inzaghi ha preferito dare spazio proprio a Leduaron e Gyasi a supporto del finlandese, spietato sotto porta. Dopo il vantaggio, il Palermo ha provato ad addormentare i ritmi del match facendo molto possesso palla e facendo stancare gli avversari che spesso hanno girato a vuoto. I siciliani provano a trovare il corridoio giusto per infilzare il Südtirol, ma nel primo tempo non succede più nulla. Ripresa al 10°, Odogu s'accartoccia sulla palla a 2 passi da Joronen, sprecando una buona opportunità. Poi Leduaron è egoista e anziché servire al centro i compagni preferisce tirare. I cambi danno maggiore frizzantezza al Palermo che a 10 minuti dal 90° raddoppia. Palumbo scappa via, imprendibile, poi palla deliziosa per Pohjanpalo che controlla e piazza all'angolino e 2-0 e 3 punti in naftalina. Il Palermo vince e torna primo assieme a Frosinone, Modena e Cesena. È una grande vittoria, veramente. Avevo chiesto alla squadra di venire a fare una battaglia, abbiamo fatto veramente una grande gara di battaglia, di sofferenza, ma ribattendo colpo su colpo. E poi è chiaro che speravo che
facendo battaglia poi il nostro talento potesse portarci a vincerla. Siamo contenti, qua insomma il Sutiro nel 2025 non ha mai perso. Venerdì sera Palermo al Barbera contro il Bari. Partita da dimenticare per il Catania, battuto nettamente a Cosenza, una sconfitta che rappresenta un ritorno con i piedi per terra. Marco Carli. Siamo stati a volte molli, soprattutto nei duelli, ma anche quando avevamo la palla a non accelerare, a non velocizzare l'azione. Si può dire un bagno di umiltà? Lo stavo dicendo io, queste partite poi ti servono. Siamo stati molli e bagno di umiltà, parole che si ripetono e si rincorrono a Catania dopo la prestazione deludente a dir poco e il pesante risultato di Cosenza. Il primo tempo senza lo straccio di un'occasione e il gol del vantaggio di Ricciardi dopo il batti-ribatti in area e l'intervento del video support a seguito del tocco al di là della linea di Di Gennaro. Nella ripresa ti aspetti un Catania diverso e così non è. Il Cosenza spinge, arriva anche l'errore di Dini sul gol del 2-0 di Florenzi. Ci vogliono i subentrati per cambiare le cose. Lo fa Lunetta, uno dei pochi se non l'unico a confermare il livello delle prime partite. 2-1 e gara riaperta ma subito chiusa dalla fuga di Kuan per la rete del terzo gol calabrese e sconfitta ingigantita nelle proporzioni dal 4-1 di Langella. Ci sono anche le traverse colpite da Forte e da Di Tacchio nel finale. Il suo ritorno è importantissimo per dare alternative in mezzo. Imenez in quella zona non convince, mentre in attacco si aspetta Caturano. Una piccola contrattura, lui ha questo fastidio un po' diramato, non su un punto, e quindi dobbiamo essere attenti a capire se è una cosa passeggera da niente oppure se è una cosa che gli può pregiudicare una partita da 45, 60 o 90 minuti. Sasà sta lavorando come Alex Rolfini, ci auguriamo tutti che possano rientrare il prima possibile, se il prima sarà la partita con il Sorrento saremo felici, altrimenti li aspetteremo. 3 vittorie in 4 partite per il Trapani, che al provinciale batte anche la Casertana. Camarasana. 10 punti in 4 partite, senza gli 8 di penalizzazione, il Trapani starebbe da solo al comando della classifica. Una vittoria importante quella sulla Casertana, anche una sorta di rivincita. Lo scorso 27 aprile infatti la Casertana vinse al provinciale centrando la salvezza, ma al contempo negando al Trapani le residue possibilità di disputare i play-off. Ieri, come previsto alla vigilia, non è stato facile avere la meglio su una squadra ben messa in campo e subito pericolosa al nono con Callon. Granata, per l'occasione con la difesa a 4, avrebbero potuto sbloccare la gara al 19esimo sugli sviluppi di un angolo, ma la traversa ha negato a Grandolfo la gioia del gol. Brividi per il Trapani anche al 14esimo della ripresa, quando sugli sviluppi di un calcio piazzato ha colpito la traversa. Al 22esimo però, su un cross dalla sinistra di Di Noia, Grandolfo ci mette la zampata vincente e sblocca il risultato. La Casertana si sgonfia e 5 minuti dopo Ciotti la punisce ancora in una delle sue veloci scroppate. Al 30esimo Casertana vicina al gol, ma la difesa granata esce vincente da una furibonda mischia quasi sulla linea di porta. A fine gara Grandolfo e soci sotto la curva per godersi un bagno di applausi. Il Tribunale di Messina ha dichiarato il fallimento dell'ACR Messina, la società di calcio. La sentenza è stata pubblicata Francesco Triolo. La sentenza è stata pubblicata nella prima mattinata, rende ufficiale ciò che si paventava da tempo. L'ACR Messina in liquidazione giudiziaria, ovvero stato di fallimento. A decidere è stata la sezione fallimentare del Tribunale di Messina su richiesta della Procura. I giudici scrivono nella sentenza che l'entità rilevantissima dei debiti, la mancanza di liquidità e la perdita di esercizio considerevole rendono ormai manifesto un irreversibile stato di insolvenza, cioè una situazione non transitoria, grave ed irreversibile di oggettiva impotenza economica e non già di temporanea illiquidità, per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte e con mezzi normali alle proprie obbligazioni. Nominata la curatrice fallimentare, la dottoressa Maria Di Renzo, che dovrà provare a garantire la prosecuzione dell'attività sportiva
con una procedura ad evidenza pubblica da organizzare in tempi relativamente brevi. La curatrice dovrà quindi quantificare le spese effettive che dovranno essere sostenute da eventuali acquirenti. Cosa succederà però adesso è tutto da decidere, perché per la prosecuzione dell'attività sportiva i costi devono essere compensati dagli introiti al momento minimi. Nel frattempo la strada immediata potrebbe essere quella di ottenere un esercizio provvisorio dell'attività sportiva per evitare l'esclusione dal campionato e poi l'indizione di un'asta pubblica. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.